Un calo di vendite del 30% da ascrivere al settore della ristorazione in grave sofferenza, ma i 10 produttori del prosciutto Veneto DOP che insistono sul territorio a cavallo tra Padova e Vicenza già stanno pensando a come affrontare il 2021. La storica festa del prosciutto di Montagnana probabilmente non potrà essere riproposta nella sua consueta veste che riempie di buon gustai la città murata, ma già circola qualche ipotesi. Su quello che faremo nel 2021 ovviamente non lo sappiamo perché tutto dipenderà dal Covid. Certamente abbiamo già previsto qualcosa che possa andare a sostituire l'eventuale mancanza della festa, con mini feste, chiamiamole, portiamo la festa in maniera itinerante in giro per il Veneto, in certe città da Verona piuttosto che Bassano, Asiago o Caorle, in modo da impattare anche di meno dal punto di vista degli eventuali ammassamenti. Ecco, quindi questa è l'opzione B, quindi vediamo cosa si potrà fare. Attualmente non possiamo dirlo con certezza. Una bella idea per farlo conoscere in territori dove magari è meno conosciuto. Tra l'altro sarà un anno speciale quello che arriva perché è il 50° del consorzio. Sì, il 6 giugno del 71 è stato fondato questo consorzio e tutto sommato li porta abbastanza bene gli anni, anzi direi che negli ultimi anni ha saputo imporre un po' questo marchio con una certa difficoltà proprio anche per la lunghezza del nome, e quindi cerchiamo di dare un risalto più ampio possibile a questo evento. Voi state lavorando nel frattempo anche al disciplinare, soprattutto perché questo prosciutto aveva un nome molto lungo, Veneto Berico Euganeo DOP, e invece lo andremo a conoscere, lo stiamo già conoscendo come prosciutto veneto semplicemente. Sì, già nel disciplinare attuale abbiamo questa possibilità di chiamarlo soltanto Veneto, tant'è che nelle nostre etichette di vendita del prodotto si chiama prosciutto Veneto DOP e basta. Cercheremo adesso, in occasione di questo cambio di disciplinare, di questa modifica per attualizzarlo rispetto alle razze suine, di togliere anche il Berico Euganeo definitivamente, perché è un sovrappiù che era stato messo 50 anni fa quando siamo nati e crea confusione e basta nel consumatore. Recentemente la normativa europea ha introdotto la tracciabilità anche per i prosciutti e la possibilità di fregiarsi del marchio prodotto italiano. Per voi cosa cambia? Per noi non cambia assolutamente niente perché è proprio l'essenza stessa di una DOP. Noi utilizziamo prodotto italiano già dal 1996, quindi sono già 24 anni che di fatto siamo, quindi è una falsa notizia quella che è stata dentro, è soltanto per i prodotti generici, quello sì.